Benvenuti amici di Matto Scacco, oggi voglio farvi vedere una trappola che nessuno conosce, una trappola che se vi capita, soprattutto in un gioco veloce online, può crearvi grossi problemi. Vediamo come utilizzarla in senso offensivo e vediamo come difenderci se ci capita. La trappola avviene dopo 1 e 4 e 5, credo che ormai le abbiamo viste tutte le trappole dopo i 4 e 5, ma c'è pedone C3. Sembra quasi una sorta di Ponziani. Che cosa giocherebbe qui il nero? Il nero giocherebbe quasi sicuramente cavallo F6 per attaccare subito questo pedone e ora anziché andare a difendere questo pedone, bam, D4. Adesso il nero deve fare i conti con due cose. Ha due mosse potenziali, una è la cattura del pedone D e una è la cattura del pedone E. Vediamo come può proseguire, vediamo in entrambi i casi come va. Vediamo cosa succede se il nero decide di catturare il pedone col cavallo. Sembra che non ci siano troppe cose belle in vista, anche perché ci sono sempre i classici attacchi di questo tipo, ma quello che osservo per te è qualcosa di più potente ancora. Si cattura questo pedone? Ora, se ci mettiamo un attimo dal lato del nero e ti ruoto un attimo la scacchiera, se ti metto dal lato del nero, c'è un bel cavallo qui in fondo, quello che ti viene in mente è ma io arrocco il prima possibile, quindi perché non piazzare un bel alfiere in C5? Alfiere C5 da parte del nero con l'idea di attaccare sul punto F2. Riruoto la scacchiera, fa sempre bene mettersi nei panni anche dell'avversario. E a questo punto cazzarola, c'è un bel attacco qui sopra, non lo andiamo a difendere, ma giochiamo una mossa assurda. Donna in G4, attacco doppio sul cavallo e sul punto G7. Questa è una trappola simile che spesso gioca il nero al bianco, ma qui va a finire in modo diverso. Il nero decide di catturare, cattura su F2, adesso c'è l'attacco doppio su donna e torre, ma il bianco se ne infischia, toglie via la donna e attacca a sua volta la torre del nero. Ora è il turno del nero. Il problema è che se il nero ora cattura, se il nero cattura la torre, il bianco cattura la torre con scacco, il re bianco inizia ad andare al centro della scacchiera, arrivano magari anche gli scacchi d'alfiere, succede un casino allucinante. Il motivo per cui il nero deve ritirare la torre per metterla un pochettino in difesa, ma adesso purtroppo per il nero la partita è finita. Arriva alfiere G5, la donna è praticamente in trappola. Uniche vie di fuga sulla spinta F6 che sembra non essere assolutamente buona. Alfiere in E7, alfiere in E7 tiene, ma è momentaneo perché dopo i cambi degli alfieri, regina per. Ricordiamoci che qui c'è un cavallo sotto e a questo punto, bam, ci ritroviamo in questa posizione dove solamente alla nona mossa il bianco si ritrova con un pezzo in più. Ok, è vero, questa situazione qui del re non è probabilmente la più sicura in assoluto, ma c'è da dire che la colonna F è chiusa e per il nero non sarà facile riuscire a riguadagnare materiale. Vittoria per il bianco in questa situazione. Ma vediamo come si sarebbe potuta svolgere la partita se anziché catturare con cavallo per E4 il nero giocasse E per D4. Ora il bianco, quasi sempre si sa, chi è un giocatore esperto sa che quando si cattura poi c'è la spinta, questa spinta serve a aumentare lo spazio e ora questo cavallo se ne deve andare. Possibilità per andare non per forza in ritirata di questo cavallo sono queste quattro case. Converrai con me che nelle case in G4 e H5 il cavallo verrebbe catturato dalla regina e quindi il cavallo deve scegliere se andare o in E4 o in D5. Vediamo cosa succede in entrambi i casi. La mossa in E4 non è buona. Non è buona perché permette al bianco di giocare donne 2, non catturando il pedone, ma donne 2 minacciando il cavallo. Ora, se il nero commette l'errore di difendere il cavallo in questo modo, ti ricordo che qui c'è la presa al varco e purtroppo il nero non può ricatturare col cavallo poiché è inchiodato, quindi questo sarebbe un grave errore. Allora che cosa deve fare? Deve spostare il cavallo, perché il cavallo è attaccato, quindi spostando il cavallo in C5, purtroppo ora dopo la cattura il bianco consolida il centro, guadagna un altro tempo su questo cavallo che purtroppo ha sempre meno case dove andare, forse qui o qui, ma comunque la situazione è molto spiacevole, qui il vantaggio assicurato per il bianco, quindi anche in questa variante il bianco va in vantaggio. Non ci resta altro ora che vedere dopo questa successione di mosse
e per D4 spinta abbiamo detto che sulle case rosse non può andare, abbiamo visto cosa succede su E4, vediamo cosa succede su D5. Su D5 si cattura con guadagno di tempo sul cavallo. Ora è difficile per il nero trovare le mosse corrette. Qui un nero tranquillo potrebbe giocare, non so, spinta del pedone C6. Cosa ne pensi? Sembra una struttura solida e sembra che il bianco abbia finito un po' di tormentare il nero, ma arriva in realtà alfiere C4 e ora si minaccia la cattura di questo cavallo con guadagno del pedone. E allora, visto che c'è questa cattura, il cavallo se ne deve andare, va via e attacca l'alfiere. L'alfiere si ritira, va in D3 e dopo una mossa come D6, ora la partita è tutta da giocare. Posizione circa pari, anche se il bianco ha un buon gioco, fra una mossa arroccherà, non ha particolari problemi. Anche il nero non ha particolari problemi se non fosse per questo cavallo che è un po' lì messo nell'angolino. Vediamo dunque qual è la difesa migliore per il nero, perché abbiamo visto che un po' in tutte queste varianti il nero soffre. Vediamo qual è la difesa migliore. Non lo diresti mai, ma la difesa migliore per il nero sta nel sacrificare un pedone. Per questo gambetto MacLeod è così forte, perché è tremendo, è tremendo. Qui la risposta corretta sta proprio nel catturare quel pedone. E dopo la cattura, alfiere C5, proprio come abbiamo visto nella nostra trappola donna G4, qui il nero non deve accettare, perché altrimenti va a stare peggio, ma deve giocare D5, pedone D5 con scoperta sulla donna. La donna si deve spostarsi per spostarsi, almeno va a catturare il pedone G7 e minaccia la torre deve difendersi e ora c'è comunque la minaccia sul punto F2. Come ci si può difendere da questa minaccia? Se metto il cavallo in H3 per difendere F2, il cavallo in H3 può essere tolto, rimosso da questo alfiere, quindi non va bene. Alfiere 3 sembra essere l'unica e dopo il cambio la struttura pedonale del bianco non è delle migliori. Non solo, adesso il nero porta in gioco un altro pezzo, l'idea del nero è quello di arroccare velocemente, quindi togliere il cavallo, togliere la regina, arrocco lungo e è vero che sono sotto di un pedone ma ho una buona attività. Cavallo F3, anche il bianco porta in gioco i suoi pezzi, cavallo D2 chiedendo un cambio di cavalli che arriva e dopo questa donna E7, l'idea appunto del nero è quello di arroccare e di giocare la partita. Ora il bianco ha un pedone in più, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contro 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma ha una buona attività, una buona iniziativa e possibilità ovviamente dopo l'arrocco di giocare torre qui, andare a scacciare la donna, portare in gioco tutti i pezzi, anche quelli pesanti, e insomma la partita è tutta da giocare. Come puoi vedere su questo gambetto, il nero deve essere molto bravo perché altrimenti puoi vincere un sacco di partite. Abbiamo visto cosa succede sulla cattura, abbiamo visto cosa succede su questa cattura col trucchetto di donna G4. Insomma, io credo che tu possa vincere tante partite con questo gambetto anche perché non lo conosce praticamente nessuno e l'hai conosciuto grazie a Mattoscacco. Prima di chiudere il video voglio ricordarti che all'inizio di aprile c'è questo fantastico torneo, adesso lo vediamo insieme. L'1-2 aprile 2023 a Castellaneta in provincia di Taranto, questo torneo dove ci sono premi, coppe e ovviamente in incremento o decremento, dipende come va il torneo, di punteggio Elo. Il tempo è di 60 minuti per 30 secondi a mossa, questo è il vero gioco degli scacchi, tempo ragionato. Avete ancora tempo per iscrivervi, soprattutto se siete nelle vicinanze di Taranto, ma anche tutte le varie regioni vicine, campagne, eccetera, solo se avete meno di 2400 punti, ma credo di sì. Bene ragazzi, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima, ciao!